Gio Castellano, il Blues Wine Festival riparte con diverse iniziative in varie località suggestive della Sicilia. Ecco, parliamone. Sì, siamo arrivati al 20° anno, 20 anni di storia in un posto come la Sicilia, ovviamente è un'impresa titanica, però siamo arrivati a 20 anni, quest'anno voleva essere e sarà un circuito ampio per festeggiare appunto questa storica data. Partiremo il 28 luglio da Taormina, dal Grand Hotel San Pietro, con una speciale gala di apertura. La sera dopo sull'Etna, nelle meravigliose cantine Patria, con il loro anfiteatro che dà sui filari di Etna Rosso. La serata dopo ancora in gemellaggio con gli amici di Terre Sicane Wine Fest all'abbazia di Santa Maria del Bosco di Contessa Entellina. Il 31 luglio il galà vero e proprio con la grande cena, come ormai da 12 anni facciamo, al Hotel Sea Palace di Cefalù, quindi sul lungomare di Cefalù, e dopodiché veniamo qua nella zona nostra di Agrigento. Ovviamente volevamo dare uno spazio particolare ad Agrigento perché tutto è nato qui 20 anni fa, con la prima sera al Piazzale Caos del 2003. Adesso appunto faremo il 4 agosto una speciale serata sul mare di Siculiana Marina, dello Scialai, che è un bel club che c'è lì a Siculiana Marina. Il 7 agosto tappa speciale, come ormai da 4 anni, al Quid Vicolo Luna di Favara, dove trova spazio anche la cucina dello chef Salvo Failla. Il 9 agosto per la prima volta inseriamo nel circuito anche il mondo dell'olio, e quindi una speciale notte del Blues and Wine, di blues e jazz al frantoio dei fratelli Carlino di Valparadiso di Naro Camastra, dove sarà anche mio ospite speciale uno dei più grandi chitarristi del jazz italiano, con quale Gigi Cifarelli, famoso chitarrista di Mina e di tanti altri grandi artisti del mondo internazionale. E il 10 agosto una serata a sorpresa che penso comunque poi riserveremo in casa agli amici, al pubblico di Aragona e limitrofi. Ecco, quindi un connubio tra degustazione e musica di vino. Sì, esatto, infatti poi chiuderemo il tutto con delle appendici finali tra Valle dei Templi, proprio il Tempio di Giunone, Cadotta Nissetta, e serata finale il 4 settembre al Madison, al famoso Madison a Real Monte, quindi alla nostra scala meravigliosa, scala dei turchi, dove le etichette in tutto questo giro saranno circa 60 etichette del migliore vino italiano, quindi daremo spazio a tutto questo grande mondo del migliore vino italiano per celebrare con loro, con le grandi case vinicole, questa nostra storia, finendo come ogni anno a dicembre che nei migliori ristoranti di Sicilia, come in questo caso ancora sarà l'antica Filanda a Caprileone, quindi dietro Capodorlando, per la nostra solita grande cena degli Awards, che attribuirà i premi ai migliori vini del festival, ai più grandi personaggi del mondo della cultura, spettacolo e turismo.